abbiamo il piacere di salutare il nostro ospite, professor Silvio Antonio Calò, presidente della Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace. Buongiorno a voi tutti. Buongiorno. Buongiorno, grazie per questo invito. Fondazione per la ricerca sulla pace, che è un unicum in Italia, come tema il momento ovviamente Purtroppo. è dei più duri, dei più tristi, però il vostro impegno è costante con tante iniziative che mettete sempre in campo. Sì, devo essere sincero, l'anno scorso abbiamo iniziato in maniera molto egregia. C'è stata 2 giorni dedicata alla guerra, partendo dalla guerra di Troia, vista come archetipo. Ci sono ritrovati a Vittorio Veneto, grazie al professor Camerotto dell'Università di Venezia, di Greco, si sono ritrovati più di 400 studenti di 7 licei diversi del Veneto e a confrontarsi sui grandi temi che dal mondo antico, gli stimoli, no? Dal mondo antico arrivano sul tema proprio, sulla questione della pace e della guerra. E è stato bellissimo immaginare che i protagonisti non erano soltanto i docenti che si sono susseguiti. Tengo a precisare che il finale è stato anche con Paolo Rumiz, per dirla tutta, e Yves Ticce, professore. Però la cosa bella sono stati gli studenti che hanno partecipato in maniera non passiva ma attiva, cioè hanno seguito tutto il percorso, sono arrivati preparati, che facevano domande, e questo pensando che erano sia studenti dei licei sia studenti del liceo, dell'università, direi che è molto bello. Poi un'altra iniziativa molto bella è in atto, si chiama Quartetto per la Pace. Abbiamo pensato che come dire, i libri, il cinema, il cibo e la musica fossero dei linguaggi universali che hanno abituato l'uomo a incontrarsi e non a scontrarsi. E allora abbiamo immaginato questa scena e oggi per esempio c'è il secondo appuntamento, grazie a un'associazione si incontreranno i bambini, ma i bambini nella loro diversità vista come ricchezza. Oggi per esempio presso la libreria Lovat alle 17 e a Treviso, anzi per l'esattezza a Villorba. Ma la cosa bella è che poi abbiamo vinto un bando regionale sulla tregua olimpica e abbiamo immaginato che tutti gli studenti della regione, no? Tutti gli studenti dei superiori possano raccogliere, mappare la regione Veneto, mapparla proprio sui luoghi della pace, le persone che hanno costruito la pace, le istituzioni che hanno contribuito a scrivere la pace, per poi arrivare attraverso dei convegni nei luoghi dove purtroppo i luoghi del Vaia famoso, proprio per far sì che anche la montagna sia in dialogo con la pianura, ma per arrivare poi soprattutto a un evento che speriamo che possa, diciamo, avvenire nel modo come l'abbiamo pensato, cioè il 10 di dicembre di quest'anno, di far parte di una fiaccolata, ma è una fiaccolata un po' particolare, da San Vito di Cadore fino a Cortina. I ragazzi si passerebbero la fiaccola olimpica, perché il tema appunto è la tregua olimpica, e in un percorso straordinario per poi incontrare i rappresentanti delle Olimpiadi. E il progetto è anche quello di fare di Venezia la capitale. Ah, guardi, allora la nostra mission è questa proprio, cioè quella di fare in modo che Venezia diventi la capitale al mondo della pace. Ha tutte le caratteristiche Venezia per poterlo essere e poter quindi ritornare a essere protagonista, sia in ambito politico, sia in ambito culturale, attraverso la cultura, che vuol dire, secondo me, 2 cose fondamentali: la grande tolleranza religiosa, e quindi invitare, riuscire a fare un convegno internazionale con le religioni di tutto il mondo, e anche l'altra grande cosa, tornare a essere protagonista, perché Venezia è stata la capitale del Mediterraneo. Dobbiamo fare in modo che il Mediterraneo torni a essere il mare nostrum, ma non per le morti, purtroppo continue, ma per la grande cultura della pace che ha sempre stimolato. E dell'incontro. Grazie davvero, grazie a voi. Ci auguriamo tutti che questo possa succedere già quest'anno. Già quest'anno, grazie. Grazie a Silvio Antonio Calò, grazie. presidente della Fondazione Venezia per la ricerca. Grazie e buona giornata a tutti. Buona giornata.